Giornata della memoria tra celebrazioni e ricordi in Veneto, una data stabilita per legge per rendere omaggio agli ebrei sterminati in tutta Europa e che anche a nord-est si è vissuta con emozione. A Padova cerimonia civile e militare nel tempio dell'internato ignoto, al termine consegna delle medaglie ai sopravvissuti e ai loro familiari, ma anche a chi aiutò centinaia di ebrei e che ora è ricordato nel Giardino dei Giusti che sorge proprio accanto al tempio. Medaglie consegnate dal prefetto di Padova, Patrizia Impresa. Perché le giovani e future generazioni possano sempre sapere cosa è avvenuto nel passato e la memoria collettiva non perda il triste e doloroso ricordo della Shoah. Una giornata che è un momento di commozione per chi ha vissuto da vicino quella tragedia. Sono stato a Ebenze, che è una filiale di Mauthausen, 11 mesi e mezzo, e dopo sono venuto a casa sano e salvo. In quegli 11 mesi cosa è successo? Mi sono dato da fare per non prendere legnate e sono tornato a casa sano e salvo. Il babbo ha fatto 24 mesi di prigionia a Bukavu, è ritornato, è andato via 76 kg, è ritornato 48 kg. Quindi là non ha mai voluto parlare però della guerra, perché ha visto la guerra proprio in faccia, quindi assolutamente si sentiva un grande. A Belluno testimonianza dello scrittore sloveno Boris Paur, centenario e autore di Necropoli, romanzo autobiografico sulla sua prigionia, che sottolinea l'importanza di ricordare anche gli altri campi di concentramento, quelli che sorgevano negli altri paesi europei, non solo in Germania, ma anche in Francia e perfino in Italia, dove per 2 anni, sostiene Paur, furono aperti dei campi fascisti. Erano anche campi fascisti, però dimenticati anche quelli, e volontariamente dimenticati, no? A Gonarsa, a Chiesa Nuova, a Treviso, in Dalmazia, Rap, Arbe in italiano, sono tutti campi fascisti. Anche a Treviso cerimonia del ricordo, una cerimonia che ha visto la commozione dei sopravvissuti. Centinaia le scuole coinvolte in tutto il Veneto, in particolare a Padova, dove un gruppo di studenti ha messo in scena una rappresentazione teatrale davanti al municipio che ha ricostruito lo scorrere drammatico della vita all'interno dei campi.